Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa che ci introduciamo a presentare oggi. Un ringraziamento particolare a Federico Martinelli, qui alla mia destra, in qualità di responsabile e presidente dell'Associazione Culturale Quinta Parete di Verona, che ha fortemente voluto per il secondo anno consecutivo questo importante evento. La musica si fa solidarietà e ritorna nuovamente questa iniziativa solidale molto partecipata e anche molto sentita e con grande entusiasmo ritornerà nel palcoscenico dell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia a Verona venerdì 6 dicembre alle 20:45 con l'intento di intrattenere gli ospiti che saranno presenti in sala con una serie di successi, diciamo così, di musica, di gusti ampi che riusciranno a intercettare sicuramente il gradimento del pubblico, dell'ampio pubblico, e che hanno appunto come trend il genere rock e pop dalla sua storia d'inizio fino ai giorni di oggi. Ma questo per far che cosa? Per unire insieme alle note della musica e del canto ovviamente un'attenzione nei confronti di un grande lavoro che viene fatto dalla Rete Veneta delle Cure Palliative Pediatriche, che con i progetti finanziati grazie anche a iniziative come queste benefiche portano davvero avanti un lavoro straordinario nei confronti di coloro che hanno bisogno, che hanno necessità, delle persone, dei bambini, persone chiaramente più deboli, più indifese, fino a far emergere quel grande lavoro di ricerca, quel grande lavoro di estrema professionalità e, consentitemi di dirlo, di passione e umanità che i medici stanno mettendo nella loro attività ospedaliere, non solo in questi progetti, in queste attività, ma consentitemi in tutti i giorni nello svolgimento del loro lavoro. Lo scopo è quello ovviamente di raccontare questa attività, questo lavoro, questi progetti, ed è anche quello di cercare insieme di sensibilizzare gli adulti per andare incontro a quella che oggi è una necessità impellente. Quindi un sostegno all'attività delle cure palliative, un sostegno ovviamente che con la musica si fa anche più divertente, si fa anche più leggero, si fa anche sicuramente più coinvolgente, ma che dietro ha questo spirito estremamente nobile, e ringrazio ancora una volta per aver scelto la possibilità, con il patrocinio della Regione Veneto, di poter essere partner di sostegno morale, di poter essere promotori di questa iniziativa, e ringrazio ovviamente Federico Martinelli nell'ambito ovviamente dell'organizzazione. Ma mi consentite anche di ringraziare la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia, la Fondazione Maruzza, l'Acero di Daphne ODV e la Fondazione Fevos Santa Toscana di Verona e la Wildman di Verona, che si sono unite in questo percorso ovviamente di solidarietà e di diciamo così, condivisione. Lascio la parola a Federico Martinelli, che ci introdurrà in questa seconda edizione e ci spiegherà quali saranno gli aspetti artistici e culturali di quest'anno, per poi andare via via a coinvolgere gli altri relatori che interverranno oggi, dove entreranno anche più nello specifico su quella che è l'attività legata all'attività medica delle cure palliative. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare la Regione Veneto, il Consiglio regionale che nuovamente ci ospita per questa importante conferenza stampa, il consigliere Alberto Bozza e tutto lo staff della Regione, perché è fondamentale per noi essere qui oggi. È la seconda data, il secondo appuntamento di un grande progetto benefico che è nato lo scorso anno, ossia portare un evento culturale e un evento musicale, come in questo caso, per coinvolgere la rete veneta delle cure palliative pediatriche, ma anche dopo, come spiegheremo meglio, guardare anche alle cure palliative della fase di età di transizione dal pediatrico all'adulto e le cure palliative dell'adulto. Lo scorso anno eravamo qui, abbiamo presentato un concerto che è terminato con una donazione di 15.000 euro
per la rete veneta delle cure palliative pediatriche. Cosa ha significato quella serata? Ha significato che abbiamo portato presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, quindi nel palazzo più importante della città, 680 persone che hanno ascoltato importanti esponenti dell'ambito medico-sanitario che si occupano di questa patologia così, di questo ramo della medicina, scusatemi, così particolare e così poco conosciuto, e abbiamo avuto con noi sul palcoscenico del palazzo, prima del concerto, anche gli esponenti di tutti gli ordini professionali sempre dell'ambito medico-sanitario. Quest'anno l'iniziativa riprende le medesime finalità, però si allarga ad altre tematiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo coinvolto più artisti e più musicisti, anche allo scopo, come già accennava il consigliere Alberto Bozza, di raccontare un percorso della musica italiana e internazionale il più possibile ampio, anche per coinvolgere i gusti di più persone, ma lo scopo è proprio quello poi di tornare a parlare dell'attività sia dei medici del settore, sia degli operatori sociosanitari, ma anche dell'ambito del terzo settore, che credo che in questa attività, che è un'attività quotidiana, quella delle cure palliative, abbia un ruolo di fondamentale importanza. Ma anche di questo poi parleranno meglio di me i medici e gli esponenti delle onlus beneficiarie. Cosa abbiamo fatto lo scorso anno e cosa faremo quest'anno? Lo scorso anno, grazie a quella raccolta fondi, ci siamo occupati di assistenza diretta, quindi abbiamo sostenuto l'Ospiz pediatrico di Padova, ringrazio la professoressa Benini che vedo collegata, e abbiamo sostenuto le attività dell'ASL 9 Scaligera unitamente alle attività dell'ospedale, l'azienda ospedaliera veronese, con attività che sono legate alla quotidianità, quindi alle esigenze quotidiane, ma soprattutto la lungimiranza di questo progetto, permettetemi di specificarlo, è l'ambito della formazione. Quindi noi abbiamo sostenuto la erogazione di borse di studio che sono servite per formare dei nuovi medici e dei nuovi operatori dell'ambito palliativista, perché se non abbiamo i medici preposti a fare questo non avremmo poi per forza di cose le cure palliative. Quindi questo concerto, come per lo scorso anno, intende portare il focus sull'ambito anche della formazione. Rete veneta, come è stato per lo scorso anno, perché la operatività riguarda una più ampia sinergia di realtà che non si fermano solo alla città di Verona, ed è anche il motivo per cui siamo qui in Regione Veneto, ma non solo, perché abbiamo con noi Fondazione Maruzza, che è una delle fondazioni che in Italia ha un'attività di quotidianità nell'ambito delle cure palliative pediatriche, e poi ho il piacere, ringrazio per il collegamento i vari esponenti di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia, perché ciò che loro fanno nell'ambito dell'infanzia è ammirevole, è commovente, quindi vi invito anche a seguire tutte le loro attività. Io ho avuto la fortuna di conoscere ciò che fanno lo scorso anno, mi sono legato emotivamente molto alle loro iniziative, pertanto è bello che loro siano collegate con noi e che siano accanto a noi per questo nuovo progetto. Loro si occupano di infanzia in tutta Italia, in tutta Europa, pertanto dopo lascerò a loro lo spazio per spiegare meglio cosa succederà quel giorno. Dato che si parla di giovani, e concludo, avremo un intermezzo durante il concerto di una lotteria con tutta una serie di premi che sarà tenuto da dei giovani ragazzi e da dei bambini. Quello è stato un motivo l'anno scorso di grande divertimento, ma di grande importanza, un grande messaggio, perché tutti questi ragazzini hanno fatto squadra, ma hanno permesso, grazie a questa organizzazione di questa lotteria a premi, di donare ulteriori 2.000 euro alla causa benefica. Quindi faremo altrettanto. Non mi dilungo sul ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato, perché sono veramente numerose. La città ha realmente ricevuto un abbraccio, sono 45 tra ordini professionali e aziende che hanno partecipato al progetto, pertanto dilungarsi a elencarle tutte non sarebbe opportuno, preferisco che parlino gli esponenti medici a raccontare l'iniziativa. Io vi ringrazio ancora e colgo l'occasione per chiamare qui con noi il professor Marco Zaffanello, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
odontostomatologiche dell'Università di Verona. Grazie. Grazie per l'invito, volevo fare solo una piccola precisazione. Io sono referente per la terza missione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell'Università di Verona. Volevo precisare appunto cosa significa terza missione. Terza missione, ciò che non riguarda la didattica, che è considerata prima missione dell'università, non riguarda la ricerca scientifica che fa parte della seconda missione dell'università, e la terza missione invece tutte quelle attività che l'università si propone per dare uno sguardo all'esterno. Dare uno sguardo all'esterno vuol dire promuovere delle attività che possano in qualche modo poter dare un contributo alla società, dare un contributo all'industria, per esempio, oppure tutto ciò che non riguarda l'ambiente prettamente universitario. Ecco che l'università, per esempio, interviene nelle varie attività, ad esempio sociali, culturali, e quindi nel territorio. Questo è ciò che si rimanda, ad esempio, al concerto. Il concerto quindi non riguarda un'attività prettamente didattica, prettamente diciamo di interesse all'interno dell'università, ma è un modo per cui l'università possa interagire con l'esterno, in questo caso con diremo un'attività di tipo benefico. Quindi poter riuscire a diciamo, sovrapporre tra l'attività diciamo, universitaria, l'università che si fa anche promotore diciamo, di un evento come questo, un evento importante. Perché importante? Perché ha modo di poter diciamo, sottolineare un argomento, un tema così caro, così importante, soprattutto in questi tempi, che è quello delle cure palliative pediatriche. Quindi l'università si interfaccia con la società, con il territorio, per far promuovere, per far conoscere attraverso quindi un'attività di questo tipo, quindi il concerto, la musica, un tema molto sentito, un tema che è quello che diciamo spesso chi è fuori non ha presente, non ha a parte quei genitori ovviamente che sono interessati appieno alla problematica, ma la società può essere in questa maniera, attraverso una promozione, un sostegno dell'università, ad essere consapevole, prendere coscienza che esistono famiglie, esistono bambini che hanno questo tipo di difficoltà. Ecco, per concludere, diciamo che l'università, in particolare il nostro dipartimento, si è fatto promotore, ha dato il patrocinio per un evento così importante da meritare di sottolineare il ruolo che ha questo tipo di evento, soprattutto perché le offerte che vengono
diciamo, date dalla popolazione verranno poi devolute per, diciamo, per sviluppare, per dare un proseguo dal punto di vista dell'assistenza, ecco, di questi nostri bambini. Grazie. Grazie al professor Zaffanello per questo intervento, insomma, molto preciso sull'attività, appunto, e l'importanza che questa attività viene svolta. E ora inviterei qui Giuseppe Moretto, il professore che rappresenta l'Acero Dafne, che ci darà ovviamente un saluto e un contributo ulteriore a completamento dell'evento. Buongiorno e grazie dell'invito a partecipare a questa conferenza stampa, grazie soprattutto a Federico Martinelli che ha voluto inserirci in questo evento per noi molto importante. Io sono un medico, neurologo, ho lavorato per molti decenni nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come medico ospedaliero e prima come medico universitario. Da alcuni anni sono un volontario di un'associazione del terzo settore che si occupa di cure palliative, che si chiama l'Acero di Dafne. Questa associazione, che opera prevalentemente nell'ambito della ASL 9 Scaligera della provincia di Verona, ha come sua mission 3 pilastri principali: informare, formare e assistere. Informare i cittadini sulla importanza delle cure palliative per l'adulto, su cosa sono, cosa servono, quando è necessario attivarle. E allora eventi culturali come questi servono per la nostra associazione per veicolare, per intercettare i cittadini e comunicare loro il messaggio che le cure palliative sono una modalità di prendersi cura delle persone con malattie croniche, inguaribili e progressive in maniera molto efficace. Il secondo pilastro che noi vogliamo portare avanti come associazione è quello di contribuire alla formazione dei sanitari in ambito di cure palliative. Alcuni di noi che hanno esperienza formativa ed esperienza clinica operano all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e all'interno della scuola di medicina dell'Università di Verona, promuovendo, portando avanti, conducendo rispettivamente corsi di formazione e un master in cure palliative dedicato ai medici, agli infermieri, agli psicologi, ai fisioterapisti, in altre parole, ai componenti dell'equipe in cure palliative. Ecco, essere presenti in questo evento promosso dalla rete delle cure palliative pediatriche, per noi che ci occupiamo prevalentemente di cure palliative dell'adulto, significa una cosa molto importante, significa cercare la contaminazione tra chi si occupa di patologie dell'adulto e chi si occupa di patologie di persone pediatriche con malattie croniche, inguaribili e progressive. Perché contaminazione? Perché i pediatri palliativisti sono in grado di portare all'adolescenza e all'età adulta le persone con malattie inguaribili e progressive, e quindi chi si occupa dell'adulto deve sapere questo, deve capire, deve acquisire delle competenze, quindi restando ognuno nelle proprie capacità e priorità. Contaminarsi significa comunque crescere in termini di possibilità di dare servizi sempre più efficaci, sempre più importanti. Poi l'ambito dell'assistenza è un altro aspetto e noi lavoriamo ovviamente in stretto collegamento, in stretto rapporto con le strutture palliativistiche che operano all'interno dell'ASL 9 di Verona, ma questo è un altro aspetto. Quindi noi siamo veramente molto contenti di aver ricevuto l'invito a partecipare a questo evento, proprio perché per poter veicolare quelle che sono le nostre
le nostre importanti mission. Grazie. Grazie professore. Adesso Federico io lascerei a te la parola per introdurre e presentare gli ospiti che sono collegati. Allora, sono collegate 3 esponenti di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, ma ringrazio in particolare il direttore Maria Chiara Roti che porterà il saluto di questa fondazione. Come facevo cenno, permetto di portare via 30 secondi, andate a vedere anche tramite i social e i siti internet le attività che svolgono quotidianamente, perché sono davvero ammirevoli e hanno delle attività che ogni giorno si rinnovano, tante iniziative sono in corso d'opera. Ecco, usiamo i social anche per andare a cercare le cose belle, ahimè, su tematiche decisamente impegnative e serie, però ecco, scalda il cuore vedere che ci sono delle persone che lavorano con questa grande professionalità. Sono collegate in 3 e sono tutte e 3 delle persone davvero eccezionali. Grazie. Allora, chiedendo scusa a chi è collegato, perché purtroppo i tempi a disposizione si stanno progressivamente esaurendo, chiederei un intervento quindi alla dottoressa Maria Chiara Roti per la Fondazione con un saluto e un ringraziamento. Sì, buongiorno a tutti, sarò brevissima. Grazie Federico, grazie alla dottoressa Erika Rigotti, grazie al consigliere Bozza per questa opportunità per la nostra fondazione. Come diceva Federico, noi lavoriamo in tutta Italia e in tutto il mondo per l'accoglienza di bambini e delle loro famiglie quando si recano nei maggiori ospedali pediatrici o nelle migliori pediatrie italiane per la cura. Molti dei nostri bambini che sono vostri pazienti, quindi mi rivolgo ai medici, sono bambini che possono essere considerati bambini nell'ambito delle cure palliative perché sono malati cronici. Noi ospitiamo bambini con tumori, con la leucemia o con bambini neurologici. La qualità dell'accoglienza e della vita nelle case Ronald è per noi molto importante. Questo rientra in quello che noi definiamo Family Center Care, ovvero la cura della famiglia e l'attivazione di nuove energie della famiglia per prendersi cura di un bambino che è malato, che ha una diagnosi infausta e che avrà una vita sempre più lunga ma con molteplici sfide. E la nostra casa più vicina che vi invito a visitare è Casa Ronald Brescia, quindi al confine con la vostra regione, siamo in Lombardia, che si riferisce agli ospedali civili, ma stiamo anche dialogando con la vostra regione, con la regione Veneto, per un futuro programma Ronald proprio per i vostri ospedali, e io spero che alla prossima conferenza del prossimo anno di avere una bella notizia da condividere. Credo che la Regione Veneto possa accogliere un nuovo programma Ronald e insieme fare un ulteriore passo per i malati cronici. Grazie dell'opportunità e vi auguro una bellissima serata venerdì. Grazie davvero alla dottoressa Maria Chiara Roti, e davvero auspichiamo, me lo auguro di cuore, che l'anno prossimo possiamo magari da questo stesso contesto, avendola qui presente lei fisicamente, annunciare magari un passaggio ulteriore, un passo importante e concreto per avere una delle vostre realtà nella nostra regione. Saremo davvero stra orgogliosi, lo dico sentitamente perché ho potuto verificare il grande lavoro che fate e i benefici che poi si ottengono da questa attività. Ultima, Dulcis in fundo, a te Federico. Grazie anche per l'attesa. La professoressa Franca Benini che dirige l'Hospice Pediatrico di Padova, che è il centro regionale di riferimento per le cure palliative pediatriche. Lei ha portato in Europa la matrice più importante delle cure palliative pediatriche. Loro lavorano ai noi sul campo quotidianamente, e lascio a lei parola per un saluto. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie al dottor Martinelli e grazie a tutti voi. Mi dispiace di non essere potuta essere lì in presenza. Noi siamo
una realtà, come ha detto il dottor Martinelli, che funziona in Veneto ormai da più di 30 anni, una realtà che ha portato molti risultati a livello diretto sulla qualità di vita di bambini e famiglie, ma che è potuta crescere proprio per l'aiuto di tutti, non ultimo dell'aiuto fatto di tutto il no profit e anche per il grosso supporto che abbiamo avuto da tutte le associazioni e dal dottor Martinelli in particolare. Cosa ci aspetta? Ci aspetta purtroppo che questi bambini e queste situazioni aumenteranno, è già previsto, e quindi il modello che abbiamo messo in campo, un modello che si prende in carico i pazienti e le famiglie a casa e che entrano in strutture ospedaliere o in strutture peculiari come l'hospice pediatrico solo quando ne hanno bisogno per rispondere a dei bisogni peculiari, sarà ed è il modello vincente. Per cui dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, dobbiamo intercettare il prima possibile i pazienti e dobbiamo fare molta formazione in maniera tale che il know-how delle cure palliative non sia un know-how di pochi, ma si allarghi e diventi proprio un modo di vivere questa fetta peculiare della medicina pediatrica. Per cui veramente un grazie di cuore a tutti per l'aiuto che ci stanno dando, che ci hanno dato e che ci daranno, e sono certa che gli obiettivi saranno sempre più concreti. Grazie di cuore. Grazie, grazie e buon lavoro davvero, e grazie ancora, non è un ringraziamento di circostanza per lo straordinario lavoro che state portando avanti, che ci rende anche orgogliosi, insomma, di essere anche in Veneto così presenti, così professionali e così puntuali in un settore davvero molto delicato. Siamo arrivati, Federico, credo alla fine. Ringraziamo ovviamente tutti gli intervenuti, ringraziamo e ricordiamo anche la dottoressa Erika Rigotti, che non può essere qui presente oggi, ma insomma per il grande lavoro e la grande passione che sta mettendo. Ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che aiutano dietro le quinte, che sono sempre quelli più invisibili, ma che poi sono quelli che consentono ovviamente di portare sul palcoscenico poi uno spettacolo che sarà sicuramente indimenticabile. Un invito a tutti i cittadini: chi non l'abbia ancora fatto ha la possibilità di registrarsi tramite Eventbrite, se non sbaglio, e basta cercare Concerto a sostegno della rete veneca delle cure palliative, la musica si fa solidarietà, e troverete la possibilità di registrarvi, ovviamente tramite una partecipazione a fronte di un piccolo contributo che andrà, come ricordava bene Federico, al 100% a beneficio della grande attività che viene fatta per le cure palliative pediatriche e adulto. Grazie di cuore e appuntamento a venerdì 6 dicembre alle 20:45 in Gran Guardia.